Che cos'è Mattinata di marzo? Mattinata di marzo è un brano musicale composto nel 1895 da Priamo Galisai con versi autografi scritti appositamente da Grazia Deledda. E come è stata ritrovata? Dunque, il ritrovamento è avvenuto nel 1991 grazie a una mia ricerca che allora avevo condotto presso un pronipote di Priamo Galisai, il dottor Luciano Galisai, che mi ha messo a disposizione gli originali, cioè il testo autografo di Grazia Deledda, delle lettere di Grazia Deledda che scrive all'editore Angelo Di Gobernatisi impegnandosi a fargli eseguire questi brani di Priamo Galisai, e altre lettere successive scritte anche a un altro amico editore, l'editore Cecilio Vallardi, sempre chiedendogli di mettere delle pubblicazioni su Priamo Galisai, cosa che lui fece. E in seguito questo brano nel 2001 è stato eseguito per la prima volta a Ozieri in concomitanza di un convegno che c'è stato allora per commemorare la figura e l'opera di Priamo Galisai. Nel convegno ci fu anche 2 giornate di manifestazioni musicali con esecuzione di brani, di concerti, tra cui appunto venne eseguita per la prima volta questa Mattinata di marzo. A eseguirla fu una cantante sassarese, una brava interprete, il soprano Anna Maria Pittalis, una fermata cantante e insegnante di canto al Conservatorio di Sassari, che appunto la propose per la prima volta. Ma mi scusi, un brano composto da una nuorese, musicato da un nuorese, ma non sarebbe stato meglio farlo eseguire da una cantante nuorese? Ma non le pare? Certo, sarebbe stato meglio per logica. Io avevo anche proposto a diverse cantanti nuoresi di metterlo in campo, ma nessuna si è preso l'impegno. Io ho provato di tutto, quindi ho dovuto ripiegare su una cantante non nuorese. Certo, i cantanti nuoresi avrebbero fatto un po' meglio a essere più modeste, perché un po' di modestia non guasta in questi casi.